un'interessante iniziativa lei sta organizzando che si svolgerà oggi sabato e domani domenica, un'iniziativa importante presso l'Accademia Belle Arti Michelangelo, se ce lo vuole riassumere. Sì, stiamo organizzando insieme al Laboratorio Una Donna, che è un'associazione nazionale e di cui io sono la responsabile provinciale, un corso per operatori antiviolenza che si porta ad Agrigento per la prima volta. È un corso accreditato dal Ministero della Difesa ed è molto importante perché si può agire immediatamente come operatori. Questa iniziativa nasce dall'esigenza di difendere i più deboli, soprattutto le donne, perché sappiamo che in questo momento ci sono stati moltissimi femminicidi e questa cosa io personalmente me la sento nelle corde. Sono stata da tanto tempo che difendo sempre i più deboli, che faccio una politica dei più deboli, una politica di aiuto alle donne, e siamo un gruppo di donne animate da tanta buona volontà che ci porteremo per tutti e 43 i comuni della provincia di Agrigento e apriremo degli sportelli di ascolto e degli sportelli di aiuto per le prime necessità sia delle donne ma anche dei più deboli, delle persone fragili, delle persone bisognose, che in questo momento, sapete benissimo, di pandemia, in questo momento di fragilità emotiva, di fragilità psichica è necessario. Cominciamo proprio in questi 2 giorni, questo è l'inizio di un grande cammino che ci porterà sicuramente a raccogliere tante volontà, tante persone, quello che chiamo io tante anime belle che hanno voglia di creare, di costruire, di dare e di portare servizio nella comunità della provincia di Agrigento e attraverso la Presidente nazionale Margherita Tirrito in tutta l'Italia. Quindi questo è importante. Avremo i saluti delle autorità domenica alle 12:30. Questo corso è sotto il patrocinio dell'ASP, del Lions Club Zolfare, del Comune di Agrigento, nella persona del Sindaco, del Laboratorio Una Donna nazionale e anche della Euroform.